forti. Il Mar Mediterraneo già così caldo a fine maggio significa che evapora di più e quindi fornisce molecole di vapore acqueo all'atmosfera, che sono i mattoni su cui si costruiscono le nuvole, quindi c'è più materiale per formare le nuvole e la pioggia. Quindi è chiaro che oltre a questo il Mar Mediterraneo fornisce energia, calore all'atmosfera che purtroppo non può tenerla incamerata per tanto e quindi rischia di poi scaricarla sui territori con piogge violente e venti forti. Quello che dobbiamo aspettarci dopo questa ondata di calore è probabilmente l'ingresso di un po' di aria più fresca e quindi possibili precipitazioni nei prossimi giorni nelle nostre zone, non magari in tutta Italia, ma in alcune zone particolari sì. Ovviamente dei sintomi del riscaldamento globale di origine antropica, quindi insomma dovuto alle emissioni dei nostri gas serra dalle combustioni fossili, dalla deforestazione, qualche volta anche a un'agricoltura non sostenibile, e i sintomi sono proprio questi, diciamo, degli impatti sui territori, sull'agricoltura e sull'uomo. Ovviamente qualche grado in più ci fa sudare su un po' di più, ma non è chiaramente solo quello. Le previsioni meteorologiche hanno ancora un'affidabilità abbastanza ridotta, diciamo che in certe situazioni si può prevedere a 7-10 giorni, in altre no.